San Giovanni a Natisone ha reso omaggio a un suo cittadino illustre e partigiano della Osoppo dopo l'8 settembre 1943 per scacciare i nazifascisti prima e l'irruenza poco democratica dei partigiani titini e garibaldini poi. Dopo la guerra, tornata la democrazia, lo stesso ha ricoperto per diversi anni il ruolo di sindaco. Nilo Dosualdo, nome di battaglia Filos. Tra i presenti il sindaco Walter Braida, la vice sindaco Anna Bogaro, la medaglia d'oro al valor militare Paola Deldin, Paride Carnielutti, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'assessore provinciale Beppino Govetto e Piero Angelillo, presidente del Circolo della Stampa di Pordenone. Ma torniamo all'opera presentata. Il memoriale più importante della resistenza friulana, scritto senza alcuna remora da un seminarista partigiano della divisione Osoppo che aveva il dono della narrazione. Sono descritte la nascita delle formazioni partigiane cattoliche e comuniste, la tragedia di Porzus, l'attività delle formazioni partigiane jugoslave in Friuli, le azioni contro i tedeschi, l'8 settembre e il dopoguerra con i nomi dei protagonisti. L'opera invisibile ma determinante del clero friulano, alcune note di Monsignor Mario Moretti, nome di battaglia Lino. Nilo Dosualdo, ex seminarista partigiano, poi insegnante di lettere, storia e filosofia di numerosi istituti superiori e licei di Udine, già sindaco di San Giovanni a Natisone, è stato uno dei personaggi della vita civile e sociale del Friuli. La manifestazione è stata organizzata dal Comune allo scopo di informare i giovani di oggi sui valori della pace e della libertà, conquistata con grandi sacrifici dai giovani di 70 anni fa.